Con i suoi fumetti racconta uno spaccato sulla vita veneziana, con lui si riscopre una Venezia più autentica, fuori dagli schemi del turismo di massa, quella dei negozi che han chiuso, lasciando posti ai kebab, con i piccioni che si animano e parlano naturalmente in dialetto. Stessa cosa per paperelle e anatre che allegramente fanno la coda fuori dai tabacchi in attesa dello spritz. A dare vita e voce alle sue creature a fumetti è lui, Sebastiano Mandruzzato, veneziano, ideatore di A Venezia. Io da veneziano, diciamo, ho notato sempre un po' questo bistrattamento di Venezia, il suo essere bistrattata un po' dai turisti e quindi da qui nasce tutto perché ho detto però voglio fare non una polemica ma un po' sottolineare questo fatto qua. E un giorno camminando per Venezia mi sono soffermato su un ponte pieno di questi lucchetti degli innamorati, diciamo, e mi sono immaginato questi due colombi che discutevano, che parlavano sul perché venivano messi questi lucchetti qua. E allora ho immaginato come fossero due vecette veneziane che discutevano, e da lì ho fatto la foto semplicemente col cellulare e ho detto perché non metterci un piccione o due che discutono. Dai piccioni, da tempo immemore simbolo di Venezia i gabbiani, poi ecco Cai fino alle magoghe, cioè i gabbiani reali, quelli enormi, capaci di catturare in volo la pizza ai turisti. Il passo è stato breve. Quella è stata proprio la prima vignetta e da lì è nata proprio l'idea di parlare di Venezia e quindi parlare attraverso la fauna, diciamo, principale di Venezia, che sono i piccioni e i cocai.